Eccolo in arrivo il famigerato picco dell'influenza. Come ha rilevato il settore igiene e sanità pubblica della Regione Veneto, si è giunti nella settimana dal 5 all'11 gennaio 2015 ad un tasso di incidenza pari ad oltre 96 ogni 10.000 abitanti, equivalente a 45.622 persone complessivamente a letto nella regione per il virus, registrando una leggera flessione rispetto alla settimana del Capodanno. I dati indicano anche 38 casi gravi dei 56 con complicanze e ben 7 decessi segnalati dalle USL di Feltre nel Bellunese, Vicenza, Treviso e Padova, tra i quali oltretutto figura anche una persona che era già vaccinata. Sensibilmente diminuita l'incidenza del virus nei soggetti fino a 4 anni di età e dimezzata anche la stessa percentuale tra i 5 e i 14 anni, mentre risulta ancora in aumento tra i 15 e i 64 anni. Infine lieve l'incremento nella fascia della cosiddetta terza età. Tornando ai casi con complicazioni, la media anagrafica è di 55 anni, il 77% dei quali portatore di gravi patologie pregresse. Ben 31 di queste persone sono state ricoverate in terapia intensiva.